Manuel Sakai, duplice veste che poi fondamentalmente è anche quasi la stessa, FIB e poi anche in gara a questa tappa, quella di Siracusa del latte art, dei campionati italiani di latte art. FIB, importantissimo capire che si tratta di un mestiere, il vostro, che sia il barista, il barman e tutte le varie accezioni, che va fatto con professionalità, non è soltanto la capacità di essere simpatici e di servire o di realizzare qualcosa, ma deve essere tutto l'insieme con l'estrema professionalità che deve caratterizzarvi. Certo, noi della Federazione Italiana Barman cerchiamo di diciamo, costruire le basi, le fondamenta ad ogni ragazzo in modo e maniera che inizi la sua carriera professionale, poi pian piano cresca e riesca sì a far bere la gente, ma a far bere bene soprattutto la gente, in modo e maniera che così il cliente che viene non ha solamente un punto di riferimento come personaggio dietro al banco, ma anche un amico o un professionista che gli sa praticamente dare qualcosa da bere bene. Abbiamo detto anche in altre occasioni che effettivamente il bar, il locale pubblico, è anche un luogo in cui dal punto di vista sociale delle relazioni tra persone e persone tante cose si sviluppano. Questo può essere anche agevolato da una professionalità che non sia indifferente al di là del bancone. Certo, la capacità comunicativa di chi sta dietro il banco è molto importante, perché innanzitutto si fidelizza il cliente, ma poi anche attraverso queste competizioni chi è dietro il banco e chi ha voglia di crescere può crescere confrontandosi con altri colleghi. Io immagino che la FIB si approcci ad un pubblico, ad un gruppo di ragazzi sempre più folto, sempre più numeroso, che però come età insomma è abbastanza giovane, quindi proprio nel cuore della possibilità di formarli. Sì, è un pubblico più che altro giovane, però non è detto che anche così gente che ha voglia di imparare e scoprire cosa beve si avvicina a questa praticamente cultura. Ci sono per esempio sommelier, alcuni corsi di formazione tipo non so, l'AIS, l'ONA, la FISAR, fanno corsi di formazione a gente, a persone che questo lavoro magari non lo faranno mai, però lo fanno solamente per interesse proprio, cultura personale. E così facciamo anche noi, formiamo sia giovani che gente che ha già una certa età. Sto preparando delle sfere al caffè. Questa è una nuova tecnica detta cucina molecolare che unisce sia la cucina molecolare creata da Ferradria che i prodotti del bar, quindi barman professionista. Se ci riesce voglio un applauso. Sì. E se non ci riesce, lo facciamo lo stesso. Prepariamo una soluzione di caffè, la andiamo a immergere in un bagno calcico, andiamo a sciacquare dentro l'acqua. Di Asatini Supulica che sta controllando tutte le varie movenze di Giuseppe. Quali sono? Allora la dosatura del caffè all'interno del portafiltro, la pulizia della coppa. Ed ecco le nostre sfere, le provi. La pressatura che sia piano e regolare. E poi i tempi di estrazione dell'espresso. Molto buono il sapore, particolare la sensazione anche. Il risultato è un'esplosione di gusto in bocca, solido all'esterno, liquido all'interno.